promesso, siamo tornati a Cornuda con la bellezza dei suoi percorsi che incantano sia d'estate che d'inverno. Il nostro viaggio nel territorio continua. Benvenuti a una nuova puntata di Itinerari Turistici. Buongiorno Sindaco. Buongiorno Ida. Sentiero Rio Val del Salt, arrivo località Biancospino. Sì, ecco, Cornuda, vero Sindaco, a tutte queste belle località siamo in autunno. Colori meravigliosi, un foliage inimmaginabile, ma Cornuda i boschi di Cornuda si possono visitare anche d'inverno. I boschi di Cornuda sono dei paesaggi straordinari, sia d'estate che d'inverno. Si prestano a molteplici attività. È un punto di forza, ovvero è un territorio facilmente raggiungibile. Possiamo arrivarci a piedi, possiamo arrivarci in bicicletta e anche la stazione dei treni qui è poco distante e ci permette di accedere sia alla parte ambientale ma anche a una parte importante che è quella dell'enogastronomia, che è quella dei prodotti tipici del nostro territorio, che è quella delle attività produttive che vivono e lavorano all'interno di questo bosco. Partiamo con il nostro viaggio e portiamo i nostri telespettatori. Andiamo Sindaco. Andiamo. Il nostro viaggio a Cornuda inizia raccontandovi una storia straordinaria, forse poco conosciuta. Storia che rappresenta una delle pagine più importanti dell'Italia risorgimentale. Vero Erika? Assolutamente sì. Possiamo dire che a Cornuda forse nasce proprio il senso della patria, il concetto di patria. L'8-9 maggio 1848 è stata combattuta qui proprio una battaglia fondamentale, la prima battaglia della guerra d'indipendenza. Le truppe austriache comandate dal generale Nugent erano assestate nella zona di Onigo-Pederobba e qui a Cornuda sono stati lanciati in difesa dei nostri territori 40 dragoni pontifici e tantissimi volontari civili provenienti da tutta Italia proprio per l'importanza che questo evento ha segnato. Una battaglia purtroppo con un esito tragico, nel senso che i 40 dragoni pontifici sono stati lanciati in un'impresa audace ma ahimè con esito infelice, in quanto la sproporzione tra le forze ha causato la soccombenza delle nostre truppe. Però resta nella memoria l'audacia e il coraggio di questi giovani valorosissimi e la volontà del popolo di unirsi per la prima volta per combattere per la libertà. Quindi Cornuda è simbolo di patriottismo, di libertà e di tanto coraggio. La leggenda narra che il generale Ferrari abbia mandato di corsa un dispaccio al generale Durando dicendogli vieni in soccorso perché la battaglia si sta facendo viva, e Durando avrebbe risposto arrivo correndo. In realtà Durando non è mai arrivato ed è proprio per questo che la battaglia non ha avuto un esito favorevole. A ricordo di tanta eroicità, il 28 maggio 1898 è stato inaugurato questo grande monumento. È sicuramente un monumento significativo perché in Veneto non si trovano tanti monumenti che hanno come riferimento fatto d'arme risorgimentale. L'opera dello scultore Antonio Carlini, che è stato maestro di Arturo Martini, quindi questi trevigiani illustri che insomma hanno dato questa opera, ecco, al nostro comune. È un monumento che in questo momento magari ha bisogno di qualche forma di restauro ed è proprio su questo che l'amministrazione sta lavorando proprio per raccogliere fondi. Cornuda, un connubio perfetto tra religione, storia e territorio.
ed è soprattutto il territorio in cui siamo, in cui stiamo appoggiando oggi i piedi, in questo colle che forse unisce la storia del paese e unisce tante cose, perché partiamo dagli episodi del Medioevo, passiamo per il Risorgimento, arriviamo alla Grande Guerra, unendo la religione con il Santuario della Rocca e alla natura perché da qui si arriva o si parte verso quelli che sono i colli silenziosi, i colli asolani e questo ambiente che si apre verso la pianura del Veneto. Un punto di partenza importante può essere sicuramente quello del Bosco del Fagarè, un bosco storico perché è stato anche un bosco della Serenissima. Ci troviamo nel Bosco del Fagarè, un bosco di circa 150 ettari, interamente gestito dal comune di Cornuda, un bosco interessantissimo dal punto di vista botanico. L'autunno è sicuramente la stagione più bella, secondo il mio punto di vista, per un bosco, però Roberto. Assolutamente sì, in particolare in un bosco come questo, dove la presenza di piante particolari come il carpino bianco o queste bellissime querce regalano anche dal punto di vista dei colori delle situazioni che sono veramente uniche. Ma lo sveliamo questo mistero di questa meraviglia, di questo bosco del Fagarè? Assolutamente sì, siamo in un bosco che ha qualcosa di unico secondo noi a livello quantomeno del Veneto, ma probabilmente anche a livello italiano, perché è uno dei pochi boschi che noi tecnici chiamiamo querco-carpineti collinari, ovvero boschi in cui domina la quercia, la farnia in particolare, questa, e il carpino bianco, che è una specie che si distingue soprattutto per avere una corteccia liscia e quindi facilmente identificabile. Sono boschi che ormai sono praticamente quasi spariti e in particolare perché c'è una certa difficoltà per la quercia, si dice, a rinnovarsi. Roberto, come si può vivere un bosco come questo? In diversi modi, e prima di tutto visitandolo, ovvero entrando nel bosco a piedi, in bicicletta, a cavallo e godendo tutto ciò che il bosco può offrire, dal silenzio ai colori, agli odori, e questo è il modo migliore perché ci possa essere una vera e propria rigenerazione personale visitando boschi come questi. Ma è vero quel che si dice, che ti trasmette una grande energia, l'energia che arriva dalla terra, è una leggenda o è verità? Io sono convinto prima di tutto che sia il bosco nel suo insieme a regalare un nuovo benessere alle persone. E allora Roberto, li invitiamo, i nostri telespettatori, qui nel Bosco di Fagarè, a provare la forza e la magia di questo luogo straordinario. Assolutamente sì, anche perché ci sono numerosi percorsi accessibili a tutti e che permettono di scoprire veramente gli angoli più nascosti del bosco e i suoi segreti. Già 100 anni fa passava la ferrovia qui a Cornuda con queste antiche locomotive naturalmente a carbone. Vero Claudio? Sì, passa per Cornuda da oltre un secolo, ma non passa qua sul Fagarè. Infatti qua ci troviamo su uno dei locali più storici della zona da un punto di vista della ristorazione. Non è l'unico locale perché comunque Cornuda ha il privilegio di essere fornita di tanti locali, di tanti punti insomma, dove fermarsi a mangiare, a bere qualcosa. Sindaco, l'enogastronomia è un settore importantissimo in questa zona, specialmente qui a Cornuda. Siamo sul posto giusto, siamo in uno dei posti tipici e caratteristici della nostra comunità. Allora chiamiamo subito Piero, vero? Chiamiamo Piero. Piero? Buongiorno. Buongiorno, eccolo qua, facci venire l'acquolina in bocca. Ecco qua, noi qua abbiamo un carpaccio di cervo con dei chiodini sott'olio messi via da noi e dei porcini sott'olio messi via da noi. Quindi prodotti del territorio. Certo. Abbiamo un altro antipastino. Qui abbiamo un antipasto misto dove
facciamo un po' tutte le cose del territorio, abbiamo la porcaloca con i carciofini, abbiamo un manzo sotto il vino rosso, al thai rosso, un petto d'oca, un radicchio in sfoglia, che è la sua stagione, e dei cestino con i chiodini, sempre della nostra stagione. Tu lo sai che qui da noi c'è un proverbio molto interessante. A ottobre, chi non mangia l'oca San Martin non becca il becco di un padrin. E naturalmente noi l'oca la mangiamo. La mangiamo, assolutamente sì. Può mancare il classico risottino No. veneto. Ecco qua, abbiamo un bel risotto con i funghi porcini e dei porcini fritti. Quante cose si fanno con la pasta fresca, Piero? Tante. Qui abbiamo un bel tortello fatto a mano da noi con le erbette e la ricotta affumicata da grappa a forma di rosa. Qui abbiamo una tagliata di manzo con le patate al forno, che è il nostro piatto forte. E allora, sindaco, finisce qui oggi questa nostra giornata, ma in bellezza. Eh sì, Ida, non ci resta che invitare tutti a venire a Cornuda a scoprire le nostre bellezze enogastronomiche e il nostro bellissimo ambiente, i nostri posti. Lascio Cornuda con i suoi luoghi carichi di suggestione. Io ora devo andare avanti perché ho finito il mio tempo, ma voi, se volete, e ve lo consiglio, potete trovarlo questo tempo per venire a visitare questo territorio meraviglioso e tutto da scoprire. E grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io naturalmente vi do appuntamento la prossima settimana con il nuovo viaggio di Itinerari. Buona serata.